Benvenuti ad Armalcord. Questa puntata la dedichiamo a uno dei temi che sta facendo più discutere in questi giorni. Ieri, 15 marzo, è stata la giornata dedicata proprio ai problemi dell'ambiente. Abbiamo visto tantissimi ragazzi scendere in piazza, più di 200 città sono state invase letteralmente dai ragazzi che chiedono a tutti di intervenire per quanto riguarda appunto i problemi del clima. Un movimento questo che è partito da una ragazza di 16 anni, Greta Thunberg, che con i suoi scioperi del venerdì è riuscita a innescare questa reazione che si è poi diffusa in tutta l'Europa almeno. E qui con noi a parlare proprio di problemi climatici, di che cosa sta accadendo, di che cosa possiamo fare, è con noi il professore Cevolino Guglielmo, professore aggregato di diritto pubblico, che è molto sensibile alle tematiche dell'ambiente. Infatti siete molto attivi con la sua associazione proprio per anche voi far capire quanto è importante intervenire. Diciamo che siamo impegnati più qui, più che sotto il profilo associativo come presidente di storia, sul versante professionale come professore di diritto pubblico all'Università di Udine, e sono membro del comitato scientifico della rivista ambientediritto.it, è una rivista che si occupa stabilmente di diritto ambientale e in particolare recentemente si è dedicata alla tematica delle emergenze ambientali, che non sono più emergenze per certi versi, perché a causa degli sconvolgimenti climatici ormai ci troviamo delle situazioni come è capitato purtroppo anche sul nostro territorio, in Friuli Venezia Giulia, in particolare in Carnia, in Veneto, nell'autunno del 2018, con anche il riconoscimento da parte sia dello Stato sia anche dell'Unione Europea di un'emergenza ambientale che si è verificata in queste regioni, in molte regioni d'Italia contemporaneamente, ma anche nelle nostre regioni qui vicino, quindi con effetti diciamo gravi sotto tanti versanti. Diciamo che i cambiamenti climatici sono quelli più pericolosi in questa zona. Diciamo, sono diciamo, problematici per diversi aspetti. Da ultimo abbiamo visto che poi possono comportare delle conseguenze anche diversi mesi dopo, sull'acqua per esempio abbiamo visto, ma per non parlare del danni economici che creano pesantissimi, oltre anche purtroppo morti, quindi diciamo è una tematica, quella delle emergenze. Io come docente di diritto pubblico sono uno studioso della disciplina delle emergenze, me ne sono occupato per le emergenze internazionali, per esempio purtroppo anche queste di attualità, per un terrorismo che si è appena verificato con un attacco in Nuova Zelanda, ma le emergenze sono anche le crisi internazionali, cioè degli interventi poi di pace che bisogna fare all'estero, ma adesso c'è anche questo tema ambientale per gli sconvolgimenti del clima che mettono determinati stati in situazioni di prostrazione, determinate regioni, anche qui. Qui la fermo un attimo, perché sì. Lei sta parlando di emergenza, ma da quello che stiamo capendo e che lo dicono già da tempo, siamo ben oltre l'emergenza, qui si deve intervenire adesso, dicono. Allora, è diventata un'emergenza perché non si è preso coscienza del fatto che i cambiamenti ambientali sono molto probabilmente, su questo io devo dire non ci sono in realtà certezze scientifiche, perché come nel Medioevo c'è stata una glaciazione, una piccola glaciazione, cioè non siamo scientificamente al 100% sicuri che questi sconvolgimenti ambientali sono immediata e sicura conseguenza dell'intervento dell'uomo sulla natura. Però si può applicare un principio giuridico che è il principio di precauzione, e quindi siccome più o meno si capisce che l'attività umana sembra incidere sul clima, bisogna probabilmente limitare alcuni aspetti dell'attività umana per avere meno impatto sull'ambiente. Sì, anche perché un conto è il clima, poi c'è anche un discorso di inquinamento generale. Ci sono diversi studi che sono stati presentati sempre in questi giorni, dove parlano del 90% dell'aria inquinata, acque inquinate, plastica che invade i corsi d'acqua, laghi, mari, quindi
c'è il clima sicuramente, come dice lei non c'è una certezza, ma si può applicare il principio di precauzione, dall'altra parte ci sono dei dati tangibili che... Beh, anche qui sotto il profilo anche qui del diritto sono sempre principi europei. Ci sarebbe il principio chi inquina paga, per esempio, che è un principio giurisprudenziale applicato a livello europeo. Viene applicato? Ma no, è stato applicato, viene applicato nelle sentenze soprattutto delle corti europee perché è di derivazione europea. Poi ha avuto una declinazione anche sotto il nostro ordinamento, quindi con degli aspetti diciamo di carattere penale. Ma su questo versante c'è diciamo anche un'onda così che da un lato richiama l'attenzione a queste cose, l'ambiente, poi in un certo periodo tutto va negli abissi, va negli abissi e ci si dimentica completamente di queste cose, poi ritorna fuori o per un elemento così simpatico come questo della Greta che in maniera efficace e simpatica è riuscita a richiamare l'attenzione dei media, però ecco, questa attenzione mediatica, come in tutti gli altri settori dell'informazione, così è sempre un pochino a spot, e invece almeno in questo e anche in qualche altro caso dovrebbe essere più continuativa, come sono queste puntate di approfondimento, per esempio. Certo, guardi, io ieri sono stata in mezzo ai ragazzi che stavano manifestando e li ho ascoltati, gli ho chiesto che cosa pensano per il futuro, la manifestazione si ferma qua, gli ho chiesto oppure pensate di andare avanti, e molti mi hanno risposto in modo veramente deciso: no, noi non ci fermiamo, addirittura uno mi ha detto questa è una rivoluzione, non l'avete capito? Ma sotto questo profilo l'entusiasmo dei ragazzi, certo, è positivo, diciamo che il primo che seriamente si è dedicato un po' a questa battaglia è Papa Francesco, con documenti ufficiali della Chiesa, facendo capire che lo sviluppo verso il quale stiamo andando è uno sviluppo che in realtà toglie le risorse proprio a loro, ai giovani, perché gli lasciamo una terra inquinata sotto tutti i versanti, come lei ha detto, e sotto questo profilo c'è anche un diritto costituzionale ormai riconosciuto, anche se la parola ambiente nella Costituzione è scritta solo per il riparto delle competenze e quindi richiama la tutela dell'ambiente e la competenza dello Stato, del livello statale in via prioritaria, con la tutela dell'ambiente come materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato, però è un diritto questo che viene considerato costituzionale, nel senso che è il risultato di più articoli della Costituzione che sono stati uniti, diciamo, interpretati in maniera sistematica e che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale ormai affermano un diritto all'ambiente salubre che è connesso al diritto alla salute, che è connesso anche alla libertà di domicilio, alla libertà personale. Quindi lei mi sta dicendo che può essere rivendicato? No, può essere rivendicato e trova attuazione anche nel nostro ordinamento da tempo, perché sia le sentenze che hanno a che fare con l'inquinamento nel mondo del lavoro, per esempio per l'amianto, oppure per l'inquinamento dettato per esempio da emissioni industriali, insediamenti produttivi, pensiamo alle ferriere, diciamo, sia di Taranto sia anche a Trieste, diciamo, sono diritti che ormai però ecco, la tutela giuridica in tribunale è una tutela spesso tardiva, nel senso che a volte avviene quando già si è sviluppato una neoplasia e quindi quando è già un po' troppo tardi, direi. Per quello ci sono tutti gli elementi. È anche difficile per la gente far capire e dimostrare che stanno subendo dei danni, perché ci sono tante zone anche dalle nostre parti dove ci sono dei problemi di questo tipo, però le persone fanno fatica a dimostrare il problema. Io ho fatto anche una battaglia, per esempio, contro una centrale a biomassa, per esempio centrale a biomassa, uno sembra... Ci fanno discutere tantissimo. Sì, fanno discutere perché inizialmente uno, a pensarci, ce ne siamo occupati su questo anche con Vittorio Prodi, che era il fratello di Romano Prodi e che è stato un grande esperto di energia nucleare,
ed poi era un esperto di energia a biomassa, e ce ne siamo occupati anche parlando di Europa nell'ambito del corso di geopolitica. Tra l'altro quest'anno iniziamo proprio il 22 di marzo, venerdì, a Pordenone alle 19 e a Vittorio Veneto alle 20:45. Ma ecco, quindi un modo di bisogna interessarsi all'Europa, e l'Europa sull'ambiente ci protegge su tanti versanti, però parlavamo di questo tema delle centrali a biomassa. Centrali a biomassa sostituiscono altre forme più inquinanti per produrre energia, però purtroppo nelle vicinanze creano notevoli problemi. Adesso si è scoperto che dietro alcune centrali a biomasse c'era la criminalità organizzata che spingeva per creare questi insediamenti produttivi. Alcune sono state bloccate anche per questo, altre, quelle che sono attive, allora subiscono o rischiano di subire un approvvigionamento di materiale di biomassa notevole, e che è un materiale a volte anche diciamo che crea dei danni alla salute, perché diciamo è inquinato. Si parla anche di liquami degli animali, cioè la biomassa è fatta di tante cose, di materiale che ha un odore molto pesante anche se di carattere vegetale, e quindi poi le popolazioni subiscono col vento delle cose nauseabonde che non sono solo sentire delle puzze, ma se uno vive in un ambiente che è insopportabile, vivono con le finestre chiuse, vivere, sì. Così, oppure e poi c'è il vento che lo porta comunque in tutte le altre zone. In tutte le altre zone, chi è sottovento gli arriva. E poi, per non parlare dell'inquinamento, quello criminale, nella Campania, no? Con la terra dei fuochi, quindi c'è un'industria, diciamo, criminale che inquina con i rifiuti, inquina. Questo mi fa pensare, perché lei sta parlando di malavita che comunque ci vive, e poi diciamo anche ci sono anche molti interessi economici, per cui chiudere o spostare delle aziende diventa un problema anche economico e che blocca le persone. Però in Francia in questi giorni hanno presentato diverse associazioni in seguito ad una raccolta di firme fatta online, più di 2 milioni di firme. Queste associazioni hanno deciso di fare causa allo Stato francese perché non fa abbastanza per proteggere l'ambiente. Ma dal punto di vista giuridico, la Francia per esempio sappiamo che ha le centrali nucleari anche, tra l'altro. Ecco, le centrali nucleari che in teoria dal punto di vista da un lato sono meno impattanti, ma dall'altro lato ci lasciano delle scorie per l'eternità che non sappiamo poi dove mettere, tant'è vero che anche il nostro paese si sta ancora occupando delle scorie di quando ancora avevamo le centrali nucleari. Questa raccolta firma non era per le biomasse, era una cosa proprio in generale. No, per le biomasse, perché io ho sottolineato questo aspetto dell'energia nucleare, perché in Francia, io vado in vacanza in Francia nel periodo nel quale posso come avvocato sospendere il lavoro, e quindi vedo, c'è anche a me sembra un minor inquinamento a causa del fatto che c'è l'energia nucleare. Fai il paragone con l'Italia, e faccio il paragone con l'Italia, ma ci vendono, no, ma loro loro con l'energia nucleare ce la vendono anche, ci vendono l'energia che gli costa anche molto meno, per esempio, con questa storia dell'energia nucleare. C'è anche da dire che però questa energia nucleare crea dei problemi sul versante dello stoccaggio delle scorie, ed è un vero e proprio problema questo. E io la fermo un attimo perché adesso andiamo in pubblicità, ma dopo ci ritorniamo perché voglio fare una domanda al professor Cevolin. Un momento di pausa per la pubblicità, ritorniamo subito.